Monsignor Tanasini ha celebrato il precetto pasquale alla Ailex di Chiavari, ex Lames, un appuntamento che si ripete ogni anno e che è anche un'occasione di incontro fra il pastore della diocesi e il personale e i dirigenti della fabbrica. Il vescovo ha proposto una riflessione tratta dalla liturgia del giorno, soffermandosi sull'annuncio del Vangelo in Asia Minore da parte di Paolo e Barnaba, e ha descritto in particolare da un lato il loro impegno nella diffusione della fede, dall'altro l'entusiasmo di chi accoglieva tale annuncio. È una scoperta di vita nuova, che entusiasma e ci fa pensare a noi, per i quali sembra che il Vangelo sia cosa passata. Come mai il Vangelo annunciato negli ambienti anche pagani suscita invece tanto interesse? La riflessione non è stata una mera esegesi biblica, ma un forte aggancio con la realtà concreta della vita di fabbrica e del lavoro. Monsignor Tanasini lo ha spiegato proseguendo la sua riflessione sul Vangelo proposto dalla liturgia del giorno e osservando che di fatto ciascuno è chiamato nella vita a prendere posizione di fronte a Cristo e alla sua proposta. È la stessa ragione per cui la Chiesa si occupa del mondo del lavoro e dell'economia, non tanto per proporre ricette o soluzioni, quanto piuttosto per evidenziare la legge fondamentale che è l'uomo redento da Cristo. Guardiamo un po' la nostra vita quotidiana. Ci meravigliamo che la Chiesa parli del mondo del lavoro, parli dell'economia, ma la Chiesa ne parla non come economisti, non come manager, ma guardando all'uomo e scoprendo le esigenze che ci sono del valore della persona umana e nel desiderio che il lavoro sia esso stesso strumento di realizzazione dell'uomo. E se è così, allora ci sono delle esigenze e la Chiesa mette in evidenza queste esigenze.